Benvenuti, oggi è lunedì 24 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 22:55 e cala alle 7:45. Oggi si festeggia San Giovanni Battista. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. L'Assemblea Generale dell'ONU ha proclamato il 24 giugno Giornata internazionale delle donne nella diplomazia, adottando per consenso una risoluzione che ribadisce quanto la partecipazione delle donne, a parità di condizioni con gli uomini, a tutti i livelli decisionali, sia essenziale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, della pace e della democrazia. Questa giornata offre un'occasione annuale per riflettere sulle azioni che possono essere intraprese al fine di raggiungere la piena, equa, efficace e significativa partecipazione delle donne nella diplomazia. Sono 87 le candeline per Renzo Arbore. È considerato uno dei pionieri dell'intrattenimento televisivo. Showman, attore, regista, ha dato vita all'orchestra italiana. Sono entrate nella storia della TV italiana le sue trasmissioni Quelli della notte e Indietro tutta. È stato anche talent scout di personaggi di primo piano come Roberto Benigni e Nino Frassica. Festeggia 37 anni il calciatore argentino Leo Messi. Spesso paragonato al connazionale Diego Armando Maradona, è ritenuto uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Dopo 21 anni al Barcellona, nel 2021 ha annunciato il suo passaggio al Paris Saint-Germain. La Pulce, questo è il suo soprannome, ha vinto ben 7 volte il Pallone d'Oro. Infine oggi compie 93 anni il giornalista siciliano Emilio Fede. Chiacchierato e criticato cronista televisivo, è stato direttore del TG1, di Studio Aperto e del TG4. Il 28 febbraio del 1977 è stato il primo conduttore di un'edizione a colori del telegiornale. Un grande intuito per il talento e per gli affari ha permesso ad Ambrose Vollard, un mercante d'arte, di scoprire il giovane Pablo Picasso. Il 24 giugno del 1901 ha organizzato la sua prima mostra a Parigi. I dipinti sono stati venduti a prezzi incredibilmente bassi, ma in poco tempo hanno raggiunto un valore straordinario. La collaborazione con Vollard è stata fondamentale per Picasso, che è diventato uno dei grandi maestri della pittura del XX secolo e il principale rappresentante del cubismo. Sapete cos'è la ionizzazione? È un processo in cui gli atomi o le molecole perdono o guadagnano elettroni, diventando carichi elettricamente. In pratica passano da essere neutri a essere positivi o negativi. Immaginate un atomo come un piccolo sistema solare con un nucleo al centro e gli elettroni che gli girano attorno. La ionizzazione avviene quando uno di questi elettroni si allontana dal nucleo, cambiando la carica dell'atomo. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. La Luna oggi austera in Capricorno si congiunge con Plutone per poi passare in Acquario. Ebbene, una giornata magica e piena di energia per i 12. Vediamo come e perché. Ariete, sicuramente la Luna congiunta a Plutone associa un forte assist alla vostra forza creativa. Inoltre sembra che lo zodiaco voglia darvi tutto il supporto creativo di amici e di un entourage su cui potete contare. Toro, la giornata di oggi prevede tutta una serie di sollecitazioni sul vostro Urano, proprio perché Luna e Plutone agiscono sia su Urano nei vostri gradi ma anche su Giove, mischiando una serie di opportunità e di possibilità inaspettate. Osservate bene questo lunedì perché contiene i semi per il vostro futuro.
Gemelli, la giornata di oggi è una giornata quanto mai favorevole e positiva, proprio perché la creatività e la fantasia della Luna, con Plutone associati dall'Acquario, sembrano stimolare il vostro Giove in una maniera molto positiva, eclettica e decisamente metamorfica. In cosa volete trasformarvi questa volta per sedurre tutte le persone che avete intenzione di polarizzare con la vostra intelligente attenzione? Cancro, la giornata di oggi prevede un forte apporto di Marte, Sole, Venere e Mercurio vanno d'accordo col pianeta dell'azione e della passione. E beh, è una giornata stupenda che inaugura peraltro una settimana densa di sentimento, passione e di grandi atti decisionali. Saturno, peraltro, porta un soffio di eternità, mentre i dubbi di Nettuno non vi distoglieranno dall'obiettivo. Leone, la giornata di oggi prevede una quadratura di Marte un po' fastidiosa, vi sentite inquieti e forse con una smania di azione che non riesce a essere troppo soddisfatta. I giochi planetari vi lasciano un po' fuori da tutta una serie di faccende, ma i sogni e soprattutto la capacità di sacrificio sarà la dominante della giornata. Vergine, è una giornata che oggi si avvale di tutta la forza di Marte e di una luna che vi strizza l'occhio dal Capricorno, regalandovi un'idea veramente geniale per inaugurare questa settimana davvero importante e davvero complessa. Una serie di risoluzioni importanti sembra profilarsi all'orizzonte. Bilancia, una giornata molto importante oggi, proprio perché Luna e Plutone dall'Acquario vi daranno gli stimoli necessari per essere di nuovo forti, passionali, ma soprattutto trasformativi. Non badate alle stanchezze che Sole, Venere e Mercurio dalla quadratura in Cancro vi danno, proprio perché dovrete superare con grande fantasia una serie di limiti e difficoltà familiari ed esistenziali che supererete brillantemente. Scorpione, la giornata di oggi prevede una luna congiunta sì al vostro astro Plutone, ma che dall'Acquario tende a creare un regime di quadratura ed è proprio in virtù di questo che analizzerete bene cosa non volete più per non incappare nei soliti errori. Sagittario, giornata fortunata oggi proprio perché Luna e Plutone stanno dando spettacolo e stanno comunque regalandovi una capacità trasformativa nella vostra comunicazione che potrebbe cambiare di molto le carte in tavola. Utilizzate bene questo carisma comunicativo, proprio perché in questi giorni sarà importantissimo essere convincenti con le parole. Capricorno, una giornata oggi che vede nelle prime ore della giornata una luna ancora nei vostri gradi, che poi si congiunge a Plutone e che poi passa in seconda casa, la vostra casa delle prospettive, la vostra casa della visione delle cose e dell'oggettività delle cose. Oggi più che mai decisi e carismatici troverete la forza e il coraggio di proporre una trattativa molto più vantaggiosa rispetto ai vostri interessi. Acquario, una giornata magica oggi proprio perché Luna, Plutone e una serie di aspetti molto positivi con Urano e Giove inaugurano una settimana decisamente spettacolare, sorprendente e piena di sorprese che non avreste mai neanche immaginato con la vostra sfrenata fantasia che è tipica dei vostri gradi. Amore, passione e dichiarazioni d'amore saranno sicuramente la giusta carezza, ma è soprattutto nel lavoro e nella creatività che renderete al meglio, sempre al top. Pesci, giornata oggi molto emotiva, con un Plutone che scava nel profondo, tentando di recuperare ciò che nella vostra vita è un po' assiomatico. I sogni trasognati e trasognanti di Nettuno sembrano oggi fare parte di una nostalgia che vi riporta a qualcosa di atavico. Oggi un pensiero speciale va ai nonni o agli antenati. John Eisner e Nicolas Mahou hanno giocato per 11 ore e 5 minuti, spalmati su 3 giorni, dal 22 al 24 giugno 2010. È stata la partita più lunga della storia del tennis e si è disputata a Wimbledon. Il proverbio inglese "You can make an omelette without breaking a few eggs" si traduce come "non si può fare una frittata senza rompere qualche uovo". Aspettate, ve lo dico in siciliano perché è ancora più chiaro.
Cumancia fa muddiki. Insomma, quando si fa qualcosa di importante è normale commettere degli errori lungo il percorso. Fa parte del gioco, capito? Chi non fa niente non sbaglia niente. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il capitano Giovanni Caboto sogna di scoprire mari inesplorati, preziose spezie e opportunità commerciali. Così si imbarca in una grande avventura e cerca una rotta per raggiungere l'Asia, senza sapere dell'esistenza dell'America. Parte a maggio affrontando l'Atlantico con nebbie, freddo e temperature estreme. Arriva in Canada pensando di essere in Asia e pianta la bandiera inglese per reclamare il territorio. L'anno successivo, con suo figlio, tenta di raggiungere il Giappone, ma non ha successo e le sue tracce si perdono. Come Colombo, Caboto sperava di trovare una nuova rotta, ma ha invece scoperto il nuovo mondo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Alcune persone non ne impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre. E quindi a voi che ogni giorno ci seguite, Bukowski augurerebbe di impazzire almeno ogni tanto. E noi auguriamo un buon inizio di giornata. Ci vediamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata!